Stato di attenzione per la rete idraulica principale, il Bacchiglione sorvegliato speciale. Stato di preallarme per la rete idrogeologica secondaria. Nella provincia di Vicenza e in città è tutto pronto. Il bollettino diramato dalla Regione Veneto parte dalla giornata di sabato e si estende fino a martedì. Precipitazioni estese e persistenti, a tratti intense, accompagnate da forti venti. Il clou domenica è nella seconda parte di lunedì ed è proprio sul 29 ottobre che si concentra l'attenzione a Vicenza. Convocheremo il COC, che è il centro, quello dell'emergenza, per lunedì mattina, perché la criticità è prevista nel lunedì pomeriggio a martedì mattina, e quindi stiamo attenti per far sì che tutto sia sotto controllo. Inevitabile il pensiero a quanto accadde 8 anni fa. Erano i giorni che si dividono tra i santi e i morti, quando il Bacchiglione e il Retrone, alimentati dalle piogge, misero in ginocchio la città. Oltre 11.000 i cittadini colpiti. Le acque del Bacchiglione trascinarono anche una vittima a Caldogno. Molte cose sono cambiate da allora. Le vasche di laminazione di Trissino sono state completate e sono pronte a essere utilizzate. Potrebbe essere l'occasione, qualora dovesse mai succedere, che sia pronto per essere utilizzato. Spero di non arrivare a tanto, naturalmente, spero che le previsioni migliorino anche nelle prossime ore. Già oggi doveva piovere di più, è già più contenuta, vediamo nelle prossime ore con prudenza.